Allora, Robert è un veterano delle proiezioni, io lo conosco da, meglio non dire da quanti anni, vero Robert? E abbiamo anche fatto alcuni viaggi insieme, non questo, nel Burkina Faso. Se qualcuno lo ha già visto è possibile che lo abbia visto anche in qualche altra proiezione, perché lui lo chiamano spesso provincia di Venezia, di Treviso, anche fuori provincia. Lui è di San Donà di Piave, quindi lo ringraziamo per essere venuto, anzi di Musile, lo ringraziamo per essere venuto qui a proporci questa serata. Avrete modo di vedere che è bravissimo a presentarla, quindi lascio direttamente, sperando che il microfono funzioni, lascio direttamente il microfono a lui. Ho dimenticato di dire qualcosa? Organizzatori, bene. Allora, buona serata a tutti. Grazie. Allora, buonasera a tutti. A Danilo non serve il microfono, a me sì, perché ho il tono della voce molto più calmo. Grazie dell'invito, sono venuto più volte a Conegliano nell'altra sede e mi sembra che sono venuto anche 2 anni fa. Poi con il Covid non ho più fatto proiezioni, adesso ho ripreso. E il Burkina Faso è un viaggio del 2014, un viaggio che l'avevo abbinato al Mali, e in Burkina si poteva andare anche da soli, in Mali no, di solito i miei viaggi sono fai da te. Perciò in Burkina Faso sono andato con una mia amica che lavorava alla Tucano Viaggi, lei aveva tutti i contatti in Burkina e in Mali, e abbiamo fatto un viaggio tra noi 4 amici ed è stato un viaggio molto interessante. Il Burkina Faso è un viaggio interessante dal punto di vista etnico, ha una 60ina di etnie diverse, anche se sono raggruppate in 21 gruppi principali. Noi ne abbiamo viste pochissime perché abbiamo fatto il viaggio, l'itinerario in 12 giorni. Poi le distanze sono anche non percorribili come potevamo immaginarlo. Comunque è stato un viaggio dove ci siamo accorti che la popolazione è molto accogliente. Arrivati poi in Mali, ancora più accoglienti, in francese, che è la mia lingua madre, il francese, e si diceva, mi ricordo quando abitavo in Belgio, che le sourire malien, il sorriso è dei maliani. Comunque anche qui in Burkina non mancavano. L'etnia la più ostile che abbiamo trovato, ed è l'ultima di cui vi parlerò alla fine, è quella dei cannibali. Il cannibalismo è proibito solamente dal 1985 e ci sono severe pene, si va in galera ovviamente, però si dice che nei villaggi più isolati della tribù dei Bobo a volte spariscono dei forestieri. I forestieri non sono gli stranieri, ma sono forestieri rispetto alla loro tribù. Però andiamo per passi, io vi auguro una buona serata, se poi qualcuno ha qualche domanda da farmi, io sono qui. Buona visione. Ecco, questa locandina mi è stata creata da un amico che non è presente qui in sala, che è fotografo, ed è quello che in base a delle mie immagini poi fa una sorta di collage e crea sempre la locandina iniziale. Voi in fondo mi sentite? Sì. Benissimo. E qui ci sono alcune etnie e poi in fondo abbiamo un villaggio che è il villaggio di Tiebelé, che forse è stato il più interessante dal punto di vista architettonico. E l'ho intitolato Popoli e riti perché in Burkina Faso ci sono soprattutto i riti. Ecco, questa è la mappa africana, vedete il Burkina è molto isolato nella parte centro-ovest, non ha sbocco al mare, è grande poco meno dell'Italia, 1/3 meno dell'Italia, e ha solo 18 milioni di abitanti. La capitale è Ouagadougou, con 2 milioni di abitanti, ed è l'unica metropoli che è presente in questo paese. E questo paese confina con il Niger, Benin, Togo, Ghana, Costa d'Avorio e la parte principale a nord con il Mali. E la storia del Burkina Faso in epoca moderna inizia con la colonizzazione francese, siamo nel 1897, fino al 1960, quando la Francia perderà quasi tutte le sue
colonie, e siamo all'epoca di De Gaulle. Nel 1960 perde anche il Marocco, perde anche l'Algeria e così tantissimi altri paesi. E il Burkina Faso ottiene l'indipendenza. Da quel momento dei problemi, colpi di Stato continui, fin quando c'è stato un breve periodo di democrazia, poi hanno ucciso il capo di Stato negli anni '80, e solamente pochi anni prima che io andassi aveva ottenuto comunque libere elezioni e il dittatore era stato deposto. Adesso il Burkina Faso purtroppo dal 2015, cioè l'anno dopo che sono andato io, è in mano agli al-qaedisti. È arrivata Al-Qaeda e ovviamente da lì grandi problemi, attentati. Uno tristemente famoso è quello del gennaio 2016, dove è morto anche un bambino italiano che abitava lì con il papà che gestiva un ristorante a Ouagadougou. Il più tragico invece è quello del giugno dell'anno scorso, con 130 morti e 1.200.000 abitanti burkinabè, che è il nome degli abitanti, sono sfollati. Il dramma del Burkina Faso attualmente non ci si va, non si ottiene nemmeno il visto di entrata se non per motivi umanitari o commerciali. Una volta il Burkina Faso si chiamava Alto Volta, quando andavo a scuola lo studiavo come Alto Volta, e questo è il nome dato dal fiume Volta, che è composto da 3 rami, il Volta bianco, il Volta rosso e il Volta nero, che poi si congiunge e va in territorio ghanese, crea un enorme lago e poi sfocia nel Golfo di Guinea. Ottiene il nuovo nome nel 1985. Questo è l'itinerario che abbiamo fatto in Burkina. Siamo partiti da Ouagadougou, sono venute delle jeep dal Mali, che poi dovevamo proseguire il nostro itinerario con degli autisti, e abbiamo fatto questo percorso per 12 giorni, toccando i confini del Ghana, a volte entrando anche in territorio ghanese, in Costa d'Avorio, e poi ritornando a nord verso il Mali. Un viaggio molto tranquillo, tranne l'ultimo momento in cui abbiamo visitato questo villaggio dei Bobo. Non posso dire che attualmente siano cannibali, si ipotizza che possano fare ancora uso di antropofagia, ma non ne ho la certezza. Ecco, questa è la mappa delle etnie principali del Burkina Faso, sono 21, ma poi ci sono le sottoetnie per una 60. Perciò è un paese molto variegato dal punto di vista antropologico. Se uno è appassionato di questa materia, lì ha pane per i propri denti. Ecco, le jeep sono targate RM, che non è Romania, ma è la République du Mali, e sono le 3 jeep che sono venute a prenderci con il cuoco, gli autisti, una guida, e ci ha dato la possibilità di visitare il Burkina, che avremmo potuto anche visitarlo da soli, ma siccome, come vi dicevo, dovevamo proseguire il territorio maliano, l'abbiamo fatto come inizio del viaggio sin dal Burkina. E le strade del Burkina sono in buono stato vicino alla capitale, verso l'esterno invece cominciano a diventare delle strade di terra battuta. Questo camion che voi vedete sta trasportando il cotone. Il Burkina, dopo l'Egitto, è il secondo produttore di cotone, il terzo è la Costa d'Avorio. Abbiamo visto parecchie piantagioni di cotone. Fanno 2 raccolti all'anno ed è un paese dove la popolazione è molto povera. Infatti questo è un piccolo simpatico burkinabè che ci vendeva i fazzolettini, simpatico perché ha il naso schiacciato sul finestrino, e l'indice di crescita del Burkina Faso è uno dei peggiori, è al 181esimo posto su 187. E le aspettative di vita sono solo di 45 anni e l'età media della popolazione è di 15 anni. Questo fa capire la mortalità come è elevata in questo paese. È un paese che ha un altro triste primato,
ed è quello dell'analfabetismo. Solamente il 28% della popolazione è alfabetizzata. Al terzo ultimo posto, dopo il Niger e il Mali. In assoluto il Mali è il paese dove l'alfabetizzazione è a livelli molto molto bassi. I mezzi di locomozione sono soprattutto moto e biciclette. Il popolo burkinabè è molto apprezzato dai paesi vicini in quanto giudicato un popolo molto laborioso. Questa immagine invece non ne dà l'idea, era un momento della siesta. Comunque la maggior parte di loro vanno a lavorare in Ghana, in Costa d'Avorio, sulle piantagioni di cacao. Ecco le strade, anzi le piste che abbiamo percorso per andare a visitare i villaggi. La vegetazione tipica della savana, e arriviamo al villaggio di Tiebelé, dove qui c'è la tribù dei Cassena. Ci sono parecchi villaggi istoriati come questo e sono tutti abitati dai Cassena. I Cassena amano molto decorare le pareti con colori naturali. Abbiamo il bianco che è la calce, sono colori minerali, il nero è il carbone e l'ocra invece sono le varie tonalità della terra. Per renderlo poi impermeabile lo pennellano con l'olio di carrube. Ecco alcuni edifici Cassena. Questo villaggio che si chiama Tiebelé protetto. Ci sono anche delle pareti storiate con scene di animali. Qui abbiamo una scimmia con il corpo di serpente. Questo villaggio è a maggioranza cristiana cattolica perché i missionari venivano dalla Francia e sono cattolici, però mantengono intatti i loro riti animisti nonostante professino la fede cattolica. Ecco, anche qui abbiamo degli animali sulle pareti della casa. Quella che voi vedete qui è proprio l'entrata della casa. A volte hanno una cucina esterna, a volte interna. Tutte le case sono collegate l'una all'altra per motivi di antiassedio. In passato venivano invasi anche da tribù nemiche, e questi sono altre pareti con animali raffigurati, e simpatico la nostra guida con il vestito tipico di quei luoghi dove non si fa molto caso ad abbinare i vari colori. Non capivo la sciarpa, faceva molto caldo, comunque la trovava come un simbolo così di decorazione. Ecco un'altra cucina all'aperto. Questo denotano le popolazioni a che livelli sono di povertà. Sono soprattutto agricoltori. A sinistra abbiamo il sorgo, a destra il mais. Il cereale nella parte centrale mi era stato detto quale fosse, ma non l'ho memorizzato. Un bambino Cassena. Alle spalle abbiamo un granaio circolare dove mettono i cereali. E qui si vedono le abitazioni che sono collegate l'una all'altra da mura di difese. Ecco, cosa interessante per rallentare l'arrivo in caso di invasione dei nemici, e ci sono questa sorta di piccole dighe, muretti tra un gradino e l'altro, per rallentare la corsa. Cosa ancora più interessante, le porte sempre molto basse. Nel caso arrivasse un nemico c'era già un muretto di difesa all'interno e nelle due parti laterali e qualcuno con il bastone per tramortire l'invasore. Ecco, come vedete vivono in queste case con la porta per tradizione molto molto bassa. Ecco
un simbolo cristiano sopra la porta e questa è una cucina all'interno. E un grande odore acre di fuliggine. Due donne Cassena, quella di sinistra ha le immagini della Madonna raffigurate sul proprio vestito. Un bel sorriso, seguito anche da questo. Sono popolazioni molto accoglienti. Un altro bel sorriso, anche se non con i denti storti, questo era il mio, e proseguiamo l'itinerario. Ogni tanto davamo un passaggio a bambini che camminavano lungo la strada per farli arrivare nel loro villaggio. Questi sono bambini che vivono in villaggi abbastanza isolati, perciò non vanno a scuola. Quello che dispiace è che ultimamente, soprattutto quest'anno, 1000 scuole sono state chiuse dove esistevano a causa dei disordini e degli attentati. Un bellissimo esemplare di baobab, che è tipico africano. E andiamo a visitare il villaggio dei Gurunsi. Hanno le case, le capanne completamente diverse, il tipico stile immaginario nostro delle capanne africane, con il tetto conico. Non essendoci i giocattoli come una volta anche qui da noi, o vengono fatti con la fantasia dei bambini o un semplice copertone diventa utile per poter giocare. Le bambine sono dedite ai lavori di casa sin da piccole, questo nelle zone dove non c'è la scolarizzazione. Questa è una bambina Gurunsi. Ecco, questo è un bambino incipriato di polvere di sabbia. E le bambine, le donne Gurunsi attorcigliano, fanno lunghe trecce dei capelli che poi verranno attorcigliati con i fili di ferro. Adesso vi mostrerò un paio di pettinature. Questo è tipico delle Gurunsi. Ecco, tipo questa che poi è stata scelta per la locandina. Ecco, qui si nota la lavorazione dei capelli attorcigliati con un fil di ferro nero. Ecco, questa è quella che aveva la pettinatura più interessante, questa bambina che accudiva il fratellino. C'è una mortalità infantile molto alta, ma ci sono anche molte nascite. È un paese molto molto giovane. È tra i 10 paesi più giovani al mondo. Come vi dicevo, l'età media è di 15 anni, 17 anni. Ecco, in questo villaggio Gurunsi c'era la vendita dei galli, la vendita dei polli, non solo per motivi gastronomici, ma soprattutto per i riti sacrificali che
vengono fatti soprattutto con gli animali pennuti. Ecco, qui abbiamo un pollo che sta guardando se quella pentola un domani sarà la sua dimora. Proseguiamo il nostro itinerario, come vedete sono strade molto dissestate che diventano poi anche piste, e qui andiamo a visitare la tribù dei Gan. Il nome Gan deriva da Ghana, infatti è una popolazione che arrivava dal Ghana. Questa popolazione ha la caratteristica che venera il proprio sovrano, che è a capo di tutti i villaggi Gan, che diventa un semidio, come all'epoca dei faraoni, che è questo. Siamo stati ricevuti da lui, parlava molto bene il francese, e la caratteristica dei villaggi Gan è che i saggi del villaggio, quando muore un sovrano, fanno una lunga lista di ipotetici successori, democraticamente tutti i villaggi si riuniscono, ne sceglieranno uno, che potrebbe anche non essere nei villaggi vicini, tipo questo sovrano, ad esempio stava studiando a Ouagadougou all'università. È stato poi scelto anni fa e lui ha avuto l'obbligo di abbandonare la città e venire ad abitare qui in mezzo alla savana. Per alcune settimane sarà affiancato da un saggio del villaggio che insegnerà a lui tutti i doveri di un vero sovrano, e questo viene venerato come un semidio. Nel suo trono, questa è la tribù dei Gan. Le donne qui hanno diritti paritari agli uomini, ci sono state anche regine, non solo re. Siccome la tradizione orale sta scomparendo, questo sovrano ha deciso che venissero edificate delle capanne con delle statue dei sovrani precedenti, e ha già preparato una vuota per se stesso. Ogni sovrano deve adottare anche dei bambini, nonostante ne abbia anche alcuni naturali. Questo ad esempio era uno dei suoi figli adottivi. Questo come segno di generosità. Ecco qui le piccole capanne che sono delle tombe simboliche con le statue degli antichi sovrani. Statue molto primitive, ma sono state fatte in epoca moderna per volere di questo sovrano. Ecco questo simpatico bambino Gan mi stava dicendo in francese che quella vuota un domani sarà sua, perché sperava di arrivare a essere eletto sovrano. I bambini, nonostante parlino una loro lingua, anche se non hanno fatto la scuola, parlano tutti il francese. Questo è uno dei nostri alloggi. Con dei simpatici vicini. Mezzi di trasporto dove si trasporta di tutto. E arriviamo al villaggio di Gawa. Qui c'è la tribù dei Lobi, è una delle più interessanti dal punto di vista antropologico, perché questi venerano gli antenati. Vedete sopra la porta ci sono due antenati che proteggono questa famiglia. Poi è interessante anche vedere l'essiccazione del mais e gli abitanti dei villaggi Lobi, questo si chiama Gawa, questo villaggio, ma ce ne sono parecchi,
e hanno a capo ogni villaggio uno sciamano che poi interroga le pietre nella natura e in base a dei calcoli o delle ispirazioni che questo sciamano ha e fa dei riti voodoo. I riti voodoo possono andare a favore degli abitanti del villaggio per motivi spirituali o anche per motivi fisici, se qualcuno si ammala. Praticamente diventa un assistente, ma diventa anche un medico però che fa dei riti voodoo. Qui ci sono i sacrifici animali e questo villaggio è stato costruito lungo tutta una serie di zone sacre dove attualmente ci sono degli idoli umani o fallici. Qui stiamo percorrendo il villaggio. Popolazione incuriosita ma anche molto ospitale, eravamo sempre circondati dai bambini. Ecco, c'è sempre la sorella che accudisce i fratelli se la mamma lavora nei campi, vivono anche questi di agricoltura. E percorrendo il villaggio abbiamo trovato tutte le zone sacre dove hanno edificato i simboli umani e fallici. Sopra ognuno viene fatto un sacrificio con un gallo, un pollo, una gallina, a volte anche altri animali. E lo sciamano che in base alla lettura delle pietre decide e ha l'ispirazione se serve un nuovo sacrificio. Ecco, sono angoscianti queste immagini, camminandoci intorno c'era un'energia molto molto negativa. Anche perché ognuno aveva il sangue coagulato dalla testa in giù. Come vedete poi l'animale sacrificato viene deposto proprio sopra la testa. Di solito il gallo viene spennato, sempre dallo sciamano, poi gli fa un'incisione e tutto il sangue deve essere offerto all'idolo, dopodiché il gallo viene lasciato per terra fin quando esausto muore. In base alla direzione del becco lo sciamano sa quali formule magiche dire e poi l'animale viene messo assieme alle penne sopra la testa dell'idolo. Questo è lo sciamano del villaggio dei Lobi. Altri idoli, sempre con raffigurazioni di antenati. È un motivo per loro quello di fare i sacrifici per accattivarsi gli spiriti degli antenati affinché possano rendere positiva l'atmosfera del villaggio, cosa che io non ho avvertito perché vi dicevo è stata una cosa molto, molto macabra. Ecco altre scene di idoli con il sangue coagulato. E qui è l'interno di un paio di case. C'è una stanza dedicata ai sacrifici e all'esterno non c'erano odori particolari, all'interno sì, ed è stato un momento, questo per me anche molto molto forte. Ecco, qui avevano fatto un sacrificio di un pollo in mezzo a decine e decine di idoli. Un bambino lo vide davanti a una grande stufa dove sono incastonate tre anzi erano enormi anfore. Come vi dicevo ci si crea i giochi con la propria fantasia, come facevamo generazioni fa anche qui da noi.
Questa è una delle mie immagini preferite. Ecco, assieme a questa immagine, anche questa era una bambina che mi aveva particolarmente colpito. Bambini molto molto poveri, lo si vede dall'abbigliamento, sono popolazioni queste molto isolate. Il benessere arriva man mano ci si avvicina a una delle due grandi città. Il gioco del calcio è molto sentito in tutto il Burkina Faso, come nella maggior parte dei paesi. E qui, anziché chiedere aiuto a uno sciamano, perché la bambina era cadendo, si era leggermente ferita, l'ho fatto io da vece, gli ho messo un cerotto dopo averla disinfettata. E in questo paese, come in molti paesi dell'Africa centro-occidentale, che sono di tradizione francofona, gli uomini bianchi vengono chiamati Tubabù. E qui in sala un amico che mi ha coniato il soprannome Tubabù. Tutti i bambini chiamavano noi Tubabù, che fossimo maschio o femmina, tutti Tubabù. Tubabù deriva da Tubabi, che è in un'antica lingua di queste zone, e vuol dire medico. Siccome i primi medici arrivavano con i missionari francesi, tutti hanno preso come soprannome il soprannome Tubabù. Sicché io in questo momento stavo facendo il Tubabù, stavo curando la bambina. Proseguiamo il nostro itinerario. Faceva molto caldo, siamo in febbraio, e andiamo a visitare la popolazione dei Senufo. A capo di ogni villaggio Senufo c'è un patriarca, sono di religione cristiana ma possono essere anche musulmani. La religione maggioritaria di tutto il Burkina Faso è quella musulmana, il 50%, 30% è quella cristiana. Poi c'è un 20% di puri animisti. Il compito di questo patriarca è quello di fare ogni 2 anni l'iniziazione ai ragazzini in epoca adolescenziale. Darà le direttive, parecchi anziani dei villaggi si isoleranno nella savana con uno degli adolescenti, dovrà insegnare a loro a cacciarsi il cibo e dormire sulla nuda terra, questo per 1 mese intero. Fatto questo, l'iniziazione è avvenuta e possono far parte dell'età matura della popolazione dei Senufo. I Senufo hanno l'attività principale che è la coltivazione del cotone, gli uomini sono addetti alla tessitura del cotone, le donne invece alla lavorazione del vasellame. Qui abbiamo un esempio di una donna Senufo. Ha messo una pietra circolare sotto, la faceva girare con la mano, sostituiva il tornio e in pochi minuti ha creato il vaso. La caratteristica delle donne Senufo sono pettinature fatte tutte con trecce molto fitte. Simpatica questa, con una pettinatura molto particolare. Questi sono i ragazzini Senufo, probabilmente già iniziati.
Ecco, una cosa molto curiosa, molti bambini hanno delle cicatrici che sono parallele sia in una guancia che nell'altra. E da neonati, per allontanare gli spiriti maligni, gli fanno 2 incisioni. Questo è molto diffuso sia in Mali ma anche in Niger. In queste zone avevamo un cuoco che cucinava a mezzogiorno, perché non sempre eravamo in zone dove si poteva trovare un posto di ristoro, e sì che facevamo provviste, soprattutto l'acqua, ci si fermava poi a un certo orario e mangiavamo. Questo è successo anche in un viaggio che ho fatto in Niger e anche in Mali. Andiamo a visitare un altro villaggio. Per fortuna che non avevamo mangiato, mi è anche passata la fame, questo aveva appena cotto un cane. Questo per far capire che tutto quello che è proteine per loro va bene. E noi ovviamente il cane lo vediamo come l'amico fedele dell'uomo. Quando ci sono popolazioni che hanno problemi di approvvigionamento che possono arrivare alla fame, tutto diventa utile e mangiabile. Un viaggio che ho fatto con Danilo molti anni fa in Laos, tutto quello che si muove si cucina. Infatti sia io che Danilo abbiamo fotografato in un mercato laotiano tutto quello che potevamo immaginare come mondo animale. Ci sono degli amuletti per allontanare gli spiriti maligni. Voi mi chiederete dove arrivano le conchiglie, se non è un paese che confina con il mare, ma al fiume Volta. Maggior parte agricoltori, come vi dicevo. Anche questa immagine è stata scelta per la locandina iniziale. E adesso ci spostiamo finalmente in una strada asfaltata e ci siamo fermati ad un mercato, dovevamo fare provviste, così è stato utile per vedere anche quello che vendevano. Ognuno arriva dal proprio villaggio per vendere o le ceste create da loro o stoviglie o forni. Questi sono dei piccoli forni che le donne Senufo hanno creato, sono le più abili nella lavorazione della terracotta. Ecco un bambino Senufo che porta il forno al mercato. Questa vendeva incensi e fiammiferi. Questa friggeva delle frittelle che noi non abbiamo mangiato. No, quando ho visto l'olio che era nero, altrimenti di solito amo assaggiare in ogni paese qualsiasi cosa. Ecco, qui l'odore non era nemmeno molto attraente. Ecco una cosa curiosa, ma molti di voi se viaggiano lo sanno, lo sterco è molto prezioso perché diventa un combustibile. Viene messo ad essiccare, non sono feci umane, ma è sterco animale perché è ricco di paglia, perciò utile per la combustione. Qualcosa di più profumato è il sapone. Tutto molto artigianale, come vedete. Ecco, cosa che mi è piaciuto molto, vedere le posate che vengono prodotte sezionando delle piccole zucche. Quelle più grandi diventano poi invece dei
contenitori per il cibo. Scorze di banana, non si butta via niente, con questo si fa una zuppa. E gli sciamani invece vengono nei mercati a comprare a volte anche degli animali essiccati. Per i riti animisti. Qui c'è un serpente vivo che anche questo veniva venduto. Ecco, questa è una cosa curiosa, ci sono dei medici improvvisati, quelli che non hanno studiato la medicina, che sono improvvisati e fanno la pubblicità delle loro arti. Cosa molto interessante, agli uomini si cura l'oligospermia, l'eiaculazione precoce, la sterilità, cosa molto curiosa, come ingrossare invece il proprio sesso. Alle donne contro la frigidità, la menopausa precoce, gli aborti involontari e tutto questo, se qualcuno ha queste problematiche, va da questo medico improvvisato e ha la possibilità di guarire. Però successivamente la cosa più curiosa, un grande guaritore, questo è il suo nome, con tanto di croce rossa, allora cura il male agli occhi, il male ai reni, la pipì calda, chi fa l'urina troppo calda, i parassiti, si vede la posa di uno che è seduto, il colera, i mali ai denti, la dissenteria, non so la differenza con diarrea perché la posa è sempre quella, poi i morsi di serpente, la febbre gialla, e queste perdite vaginali delle donne, la gobba, la lebbra, non so come facesse a curare la lebbra, chi ha incontinenza a letto, mal di orecchi, questa è la gravidanza, e questo non so cosa sia, l'obesità, e questa nemmeno non la conosco, il palù vuol dire la malaria, l'avvelenamento, e le emorroidi, i reumatismi, ma arrivo alla cosa più simpatica, l'impotenza maschile, la raffigurata come la donna che rincorre l'uomo. Ecco, queste le immagini curiose di questo grande guaritore. Se c'è un telefono da qualche parte, sì, sotto c'è, se vi interessa potete già prenderlo. Allora, ogni tanto trovavamo anche però nel percorso dei ristoranti e avevamo la possibilità di mangiare qualcosa di anche di buono. Ecco, qui c'è un menù e la moneta locale è il CFA, che è la stessa moneta che c'è in Mali e in Niger, e equivale a 600 SFA, 1 euro, questo per farvi un'idea dei costi. Il couscous poco più di 1 euro, e gli spaghetti con la Y 1 euro, e ad esempio lo steak al pepe, che è un bel filetto, veniva a costare poco più di 2 euro. Ecco, questo è il menù che avevamo a disposizione su questo ristorantino. Il rubinetto per lavarsi le mani prima di accedere al tavolo per il pasto, anche questo l'ho trovato molto curioso, simpatico. L'acqua comunque per fortuna era pulita. Ecco, questa è sfocata ma l'ho lasciata, non eravamo ancora in epoca di Covid, però già c'era l'istruzione di come lavarsi le mani e soprattutto con acqua calda e sapone, ma non solo le mani, ma diceva anche tutto il braccio e qua le varie caratteristiche, e questo è molto interessante anche se questo era in una cittadina e non certo nei villaggi tribali. Siamo arrivati in un villaggio, peccato che era quasi al tramonto, qui si era svolta una grande festa delle maschere, non l'abbiamo vista perché siamo arrivati in ritardo, però abbiamo visto alcuni vestiti con fili di paglia erba.
Questi hanno il compito col proprio bastone di aggredire tutti quelli che a cui loro sembrano antipatici. Ecco, è tipo una sorta di carnevale, chiamiamolo così. Comunque sono bastonate che fanno anche male, io non l'ho ricevuta per fortuna. Ecco, vedete questo, lo sta proprio alzando. Sono chiamati gli uomini della giungla, rappresentano lo spirito che è presente nella giungla. E sono spiriti comunque maligni questi. Altro ritratto che era finito nella prima locandina. Come vedete sono tutti molto propensi a farsi fotografare senza problemi, ovviamente da parte mia c'era sempre un cenno di richiesta, non ho mai avuto comunque un diniego, tranne nell'ultimo villaggio, quello dei Bobò, dove mi era stato raccomandato dalla guida locale che ci aveva accompagnato di non fotografare la tribù, ma solamente l'architettura. Dal modo di vestire si vede che questa è una cittadina. La lasciamo, proseguiamo l'itinerario. Andiamo a vedere un villaggio che si dedica alla coltivazione degli ortaggi. I bambini spesso hanno il casale intorno agli occhi per impedire le infezioni agli occhi, questo non solo in Burkina Faso ma in tantissimi paesi del terzo mondo. Spesso si vedono i bambini con la pelle giallastra perché è stata cosparsa con olio di senape, che è un antidoto ai parassiti. Ecco le donne che vanno a raccogliere le verdure per poi portarle la mattina dopo al mercato e a vendere. Vedrete che spettacolo di orti. Hanno un sistema di irrigazione di pozzi molto arcaico, terra molto fertile. Guarda che bello. Guardate che lattuga. Attingono l'acqua dai pozzi, la mettono su questi bagnafiori. Il caldo, l'acqua e la terra fertile crea questa bellezza di ortaggi. Un sistema di piccole dighe per trattenere l'acqua. Qui c'è l'usanza che c'era anche da noi una volta di far crescere alcuni di questi ortaggi per raccoglierne i semi. Ecco quelli adibiti alla raccolta dell'acqua. Si fanno più raccolti all'anno. Ecco, il fatto che ci siano delle erbacce fa capire che non hanno messo dei diserbanti. Perciò coltivazioni molto naturali. Prezzemolo riccio. E questa è una bambina che ha raccolto i cavolfiori. Il fatto che ci siano semi delle lumache fa capire anche che non ci sono i pesticidi. Abbiamo trovato questo villaggio molto interessante appunto per uno spaccato di vita di agricoltori.
E questo era la mattina dopo al mercato. E la seconda religione del Burkina è il cristianesimo. I cristiani cattolici e i musulmani sono sempre andati d'accordo, vanno molto d'accordo anche all'epoca con gli animisti, fin quando è arrivata Al-Qaeda e si sono formate delle grosse problematiche. E sono soprattutto problematiche tra di tribù più che tra di gruppi religiosi. Comunque all'epoca nulla faceva presagire che ci potessero essere dei problemi in Burkina Faso. Immagini sacre cristiane ovunque, addirittura immagini sugli autobus di Cristo. Questo fa notare che i due credi erano molto rilassati. Qui c'è una scritta che dice nulla può contro la volontà di Dio. Anche su questa, nonostante simpatico il precatore, c'è scritto è Dio colui che è più forte, fa capire quanti messaggi cristiani anche in zone dove ci sono moschee erano presenti senza problemi. Ecco, questa invece è una moschea dello stesso luogo, siamo a Bobo-Dioulasso, che è la seconda città del Burkina, e la tipica architettura di questa moschea è fatta con questi pali conficcati, molto presente anche in Mali e in Niger. Servirà quando verrà ogni anno l'epoca del crépissage, vuol dire che qui saliranno con i secchi di fango per intonacare nuovamente le pareti della moschea, che si sono deteriorate o all'epoca delle piogge si sono rovinate. Qui abbiamo un bambino musulmano, la scuola coranica all'aperto, il 50% della popolazione è musulmana. Mantengono però molti di questi riti animisti. Questo era il capo della scuola coranica. Parlava molto bene il francese, siamo qui in una città, perciò tutti sono riusciti ad avere un'istruzione. Sempre la passione del calcio, come vi dicevo prima, e soprattutto a Bobo-Dioulasso c'è la grande tradizione della musica, molto famosa la musica burkinabè in tutti i paesi africani. Ci sono dei festival che avvengono ogni anno, la musica nelle strade, e qui abbiamo fatto amicizia con alcuni dei cantanti. Qui mi avevano consigliato di bere una buona birra di miglio. Siccome le mie origini sono belghe e io amo la birra belga, ecco, la birra calda non me la sono proprio sentito di assaggiarla e aveva solo 3 gradi. Ecco, questa è birra di miglio che è molto ambita nelle popolazioni più povere, ma in Burkina Faso comunque hanno anche una produzione portata come tradizione dai francesi di birra industriale. Tipo questa che è la Fla, che è una birra anche discretamente buona. E arriviamo sempre a Bobo-Dioulasso su una scuola, abbiamo avuto anche la simpatia di essere accolti all'interno e tutti i bambini qui studiavano il francese. Ecco, questo fa capire che per fortuna alcuni di loro hanno la facoltà di poter accedere alle strutture scolastiche e farsi anche un'istruzione.
Le università sono presenti a Ouagadougou, nella capitale, ma ce ne sono anche 2 in questa città. Ecco, questi tutti i bambini che andavano a scuola. Ecco, questa è una delle classi che diventa interessante anche per vedere come studiano, con la lavagna e il gessetto. Ho tenuto una piccola lezione sulle città italiane, ho spiegato dov'è il paese Italia. Ecco, notare come è storta la scritta delle B della bambina, questa aveva fatto parecchio tenerezza. Ecco, poi la lingua francese è molto particolare. Qui abbiamo un esempio, la O si scrive così, ma si scrive anche così e si scrive anche così. Perciò qui c'è Pauline a un saut sur son vélo. Praticamente le vocali assomigliano tutte alla O. Questo per capire quanto a volte contorta è la lingua francese. C'è Danilo qua che si sta facendo un sorriso, immagino. Tutti molto felici della nostra visita, l'insegnante era anche contenta che siamo andati a dare un po' della nostra testimonianza a questi bambini. Ho parlato loro di una città sull'acqua dove ci si sposta con le barche, che è Venezia, erano tutti molto colpiti da questo. E adesso siamo quasi alla fine del servizio e vi parlo della tribù dei Bobo. Siamo al confine col Mali. I Bobo sono popolazioni abbastanza emancipate vicino ai centri principali. Quella dei villaggi molto più isolati sono tristemente famosi per essere gli eredi degli ultimi casi di cannibalismo che viene chiamata antropofagia, e sono esattamente in questa zona. I primi che si sono accorti di questo fenomeno sono i missionari francesi arrivati in Burkina Faso, e si sono accorti di questa orribile tradizione che è quella di nutrirsi di carne umana. E qui abbiamo alcune immagini. Qui come venivano uccise le vittime, poi vi spiego i motivi per cui venivano uccise, e le varie parti del corpo che poi vengono messe sulle braccia. E la cosa interessante è che un antropologo tedesco solamente negli anni 30 ha fatto un grande approfondito studio sui casi di cannibalismo in Burkina Faso, che viene appunto chiamato antropofagia, e lui l'ha classificato in 4 sequenze di riti diversi. Abbiamo il cannibalismo profano, che è quello di nutrirsi della carne semplicemente come ci si nutre di una carne di un qualsiasi animale. C'è il cannibalismo magico, si mangia una parte del corpo della vittima a cui si è interessati. Ad esempio, se uno era molto forte si mangiava i bicipiti, o se uno era molto bravo a correre, la parte ovviamente delle cosce e delle gambe. Poi abbiamo un cannibalismo giuridico, se qualcuno nei villaggi non aveva rispettato le regole veniva sacrificato e poi mangiato. E abbiamo il cannibalismo rituale, quando ci sono delle situazioni in cui i signori della terra, che sono dei
dei sciamani decidono che attorno al villaggio si stanno concentrando delle energie negative, c'è bisogno di accattivarsi quella degli spiriti benigni. Cosa si fa in questo caso? Si fa un rito sacrificale, meglio se è un albino, sono rarissimi, oppure un forestiero. In questo caso viene ucciso, smembrato, viene dedicato il sacrificio alle divinità o agli spiriti benigni e poi ci si nutre di quella carne. La cosa che mi ha colpito di più è che tutto questo avveniva fino al 1985. Proibito ora dalle autorità e dal governo del Burkina Faso, e ci sono pene severissime e l'ergastolo. Si dice che solo in alcuni piccoli villaggi molto isolati dei Bobo ogni tanto spariscono dei forestieri. I forestieri non sono gli stranieri che vanno lì, ce ne sono ben pochi, sono forestieri di altri villaggi. Noi abbiamo avuto la fortuna di vedere un villaggio dei Bobo grazie a una guida locale che però mi aveva raccomandato di non fotografare gli abitanti di questo villaggio. Adesso vi mostro questo villaggio, è interessante per l'architettura, sembra deserto, ma man mano che noi camminavamo tutti si nascondevano. Alcuni li abbiamo trovati anche molto ostili. La maggior parte di loro a torso nudo, con delle vesti attorno ai fianchi. Le tracce di bianco intorno alle porte sono per allontanare gli spiriti maligni. Questa è una popolazione completamente animista, sì che non è né musulmana né cristiana. Fa parte di quel 20% nazionale che vi dicevo. Simboli fallici. E qui mi è stato spiegato dal ragazzo che ci ha fatto da guida, un ragazzo locale, parlava il francese, e mi ha spiegato che esisteva il fenomeno della patrofagia. Se un genitore è in agonia ma non muore, con un rito cerimoniale veniva ucciso e ci si nutriva di quella carne per assimilarne poi i poteri. Il termine viene chiamato patrofagia. Ecco qui alcune scene del villaggio. Sacrifici animali su simboli fallici. Dentro le anfore ci sono i resti dei sacrifici. E sto terminando. Se non sono riuscito a fare, perché mi era stato raccomandato, ovviamente l'ho rispettato, non ho fatto foto alla popolazione locale di questo villaggio. Il villaggio si chiama Kumi, molto molto isolato. Sono riuscito però a scattare una foto a un piccolo bambino che si nascondeva, usciva con la testa e mi faceva gli sberleffi, e concludo la proiezione con questa immagine, con questo simpatico bambino Bobo che vi mostrava la lingua. Vi ringrazio dell'attenzione, se qualcuno di voi poi ha qualche domanda io sono qui. Ecco, se qualcuno ha qualche domanda, volentieri, a parte che ho detto molto. Come avete visto è un viaggio antropologico quello che ho fatto. Proseguendo in Mali lo stesso, ho visitato poi la tribù dei Dogon, è stato anche quello molto, molto affascinante. E è stato un viaggio che comunque mi ha arricchito, popolazioni che non hanno niente ma molto accoglienti, molto sorridenti, e ci si accorge che loro probabilmente non sanno che hanno pochissimo.
e quel pochissimo li rende felici e sereni così come sono. Parlano tutti il francese? Sì, anche nelle tribù più isolate parlano il francese, perché era stata imposta come lingua all'epoca del colonialismo francese ed erano i missionari che insegnavano il francese, anche nelle zone più isolate. Tuttora nelle scuole la lingua madre è il francese, anche perché essendoci 60 etnie diverse ci sono 60 dialetti diversi, ma la lingua che li accomuna è proprio il francese. Bene, se qualcuno di voi vuole andare in Burkina, ma non adesso, speriamo che la situazione si calmi. È un paese che purtroppo c'è la piaga del terrorismo, l'ultimo grande attentato a giugno, 130 morti, e lì Al-Qaeda ormai ha invaso tutto il paese. Aveva iniziato da nord, ai confini col Mali, e ormai è arrivato anche a sud. Qui non c'è l'ISIS, ma c'è Al-Qaeda. E speriamo bene alla popolazione che non lo merita. C'è 1.200.000 profughi che scappano dai villaggi, mettono a fuoco le case, le capanne e sono costretti a scappare, cosa che non avveniva l'anno in cui io sono andato. La situazione era molto, molto tranquilla, altrimenti non saremmo andati. È un popolo a cui sono molto legato, soprattutto per la semplicità e la vita naturale a cui sono stati abituati. Non hanno mai avuto evoluzione, tranne nelle due grandi città e nelle cittadine un po' più emancipate. Così. Bene, se nessuno ha altre domande vi ringrazio dell'attenzione. Va bene?